Acchiappa l'idea! Oggi è tempo di andare avanti con le nostre terme romane. Bentornati amici ed amiche in questo nuovo video di Acchiappa l'idea. Trattasi di Terme Romane parte 3. Per tutta la questione della scheda progetto e del progetto in generale vi rimando al video 1. Per invece tutta la parte della stuccatura fino a questo punto vi rimando al video 2. Oggi andiamo avanti, c'è da fare un altro po' di stuccature qua dei nostri pezzi e poi della colorazione e del montaggio. Non so fino a dove arriveremo, ma bisogna darsi una mossa perché il tempo stringe e il progetto è ben lungi dall'essere finito. E ringrazio tutti quelli che nei video precedenti hanno commentato, dando dei suggerimenti tecnici, perché sono molto utili e preziosi. Io in realtà sembro tanto esperto, ma apprendo nel mentre che faccio dai miei errori prevalentemente, ma anche dai consigli che mi date, quindi vi ringrazio. Inoltre vi volevo giusto ricordare che chi ancora non l'avesse fatto e guarda questo video in ottobre 2023 può partecipare all'estrazione, al giveaway dei 30.000 iscritti, quindi entro fino a ottobre 2023 vi lascio sotto il link per vincere un kit di colle di Colla 21. Bene, non perdiamo altro tempo e andiamo avanti qua con il nostro progetto. Eravamo arrivati qua a metà della lavorazione di questa parte e ho fatto le mattonelle. Adesso bisogna andare a fare le fughe. Per fare le fughe userò il fugante bianco, lo stesso che ho usato qua per la vasca, e però questa volta penso che ci metterò una puntina di grigio in modo che non sia proprio brillante come dentro la vasca, ma sia più chiaro di entrambi queste mattonelle e quindi risalti, però non sia proprio bianco candido. Questa volta invece di metterlo qui e poi spostare con lo spruzzino, che è la tecnica che ho usato prima, vado a farlo in maniera diciamo più normale, cioè metto l'acqua qua dentro, ci metto dentro lui, li impasto e poi dopo li vado a spatolare sopra, che secondo me potrebbe essere un altro metodo che funziona bene. Bene, a questo punto passiamo a queste che saranno le travi orizzontali sopra alle colonne. E in generale, quando andate a stoccare del polistirene per farlo sembrare effetto pietra, vi consiglio di non lasciarlo mai liscio, un po' perché l'impasto che andate poi a metterci sopra dopo farà più fatica ad aderire, ma anche per l'effetto finale che dovrà essere un po' più naturale possibile. Quindi aver fatto qualche bucarello come faccio adesso, così vedete, in questo caso uso una corteccia, però si può usare benissimo anche una pallina di stagnola o un sassolino. Comunque fare qualche bucanino, qualche irregolarità nel pezzo aiuta sicuramente l'aspetto poi finale, che dovrà essere un po' rustico e un pochino irregolare, sicuramente non squadrato come un taglio netto. Quindi adesso per prima cosa andiamo a ripassare tutte queste parti che non ho ancora appunto sbucherellato per dare appunto la resa come vi ho descritto. Bene, ho sbucherellato qua tutti i nostri pezzi e adesso andiamo a creare un impasto che assomiglia un pochino alla pietra, con il quale farò poi anche queste pietre qua laterali e anche le pietre qua dell'arco. Per fare questo impasto ho deciso che usiamo il gesso, quindi la scagliola, che dovrebbe indurire in fretta, ma in questo caso non dovrebbe essere un grosso problema. Mi hanno suggerito nel video precedente, e ringrazio, di aggiungere del succo di limone per rallentare l'indurimento del gesso, ma in questo caso non dovrei averne bisogno, un pochino di sabbia e poi ci andremo a mettere un po' di colorante per farlo grigio. Quindi in questo caso iniziamo con il gesso.
Come non detto, la pasta mi si induriva troppo velocemente. Adesso comunque stanno asciugando. Bene, a questo punto, per fare la parte qua appunto esterna di effetto pietra, vado per questa volta a usare lo stucco, che probabilmente mi darà meno problemi. Bene, allora qua per la parte della colonna ho deciso che potrebbe anche rimanere bianca, che non mi dispiace, però il capitello sopra e sotto, qua le altre parti, le voglio scurire un attimo, quindi vado a prendere sempre questa pasta qui, la scurisco ulteriormente. Adesso è piuttosto liquida, ci metto un altro goccino di Vinavil e poi proviamo a vedere. Mentre tutte le parti qua con lo stucco e il gesso si stanno asciugando, prendo queste tavolette qua che mi avete visto costruire nello scorso video, servono per fare il tetto. Prendo anche qua le tegole che ho già realizzato, il video tutorial per realizzare le tegole lo trovate sul canale, ve lo andate a prendere, ma lo linko anche qua sotto in descrizione. Quindi le tegole saranno da mettere tipo così, i due pannelli più grandi saranno dietro e i due pannellini più piccoli saranno davanti, e l'idea appunto è di non coprire completamente il pezzo, un po' per aumentarne la visibilità, un po' perché così mi serviranno meno tegole. Adesso accelerato, per fissarli proverò a usare la colla a caldo. Bene, ho terminato di attaccare con la colla a caldo qua tutti i nostri pezzi di tetto. Vedete che c'è ancora qualche filo, vi consiglio di toglierlo bene perché poi si vedono. Sono avanzate un po' qua di fessure in alcuni punti, ma qui ci andrò a mettere tipo del muschio, qualcosa in modo da coprire e fare in modo che non si veda mai la goccia di colla a caldo come in questo punto qua. Queste qua sono appunto le tavolette con le tegole. Per quello che riguarda qua le colonne, siamo al giorno dopo rispetto a quando le ho realizzate qua al colore, e vedete come lo scuro in realtà si è molto schiarito e anche queste parti qui sono quasi bianche, e questo non mi sta bene, ecco, bisogna andare a inscurirle. Quando dovete dare del colore, in questo caso lo diluisco molto. Prendiamo però quest'acqua che è praticamente pulita in realtà, se usiamo anche solo l'acqua vedete come già sembra che io stia colorando. In realtà questa colorazione è una finta, nel senso che questa qui dopo si asciugherà e asciugandosi tornerà a essere bianca così. Quindi bisogna dare una tinta che non sia né troppo omogenea, troppo uniforme, troppo coprente, ma allo stesso tempo che non sia neanche troppo diluita, perché altrimenti è come non dare nessun colore. Quindi adesso vado a dare un po' di colore, un po' di chiatte. Farò anche con appunto dell'acqua semi colorata, cioè molto diluita, però darò una passata alle colonne in modo da sporcarle un pochino, e poi dopo, una volta che saranno asciutte, darò a pennello asciutto sulle emergenze in modo da creare un po' di
di profondità, però appunto troppo bianche e troppo piatte non mi piaceva l'effetto. Quindi adesso andiamo a dare prima appunto questa mano un po' per differenziare e scurire il tutto, poi lasciamo asciugare, dopo diamo a pennello asciutto le emergenze qua della colonna in bianco. Vedete, adesso sto dando quest'acqua che è leggermente sporca e sembra che io faccia il muro grigio. In realtà sono convinto che una volta che si asciugherà torna a essere quasi totalmente bianco. Semplicemente non è più un bianco così impattante come ora, ma un pochino più sfumato. Poi comunque potremo andarci a dare a pennello asciutto dell'altro bianco sopra, ecco. Quindi secondo me l'effetto che dovrebbe prendere è abbastanza buono. Vado a passare con questo nero molto diluito anche qua tutti i mattoni esterni di questa parte, perché questo grigio è eccessivamente chiaro. Mentre tutto si sta asciugando, vado a colorare questa piccola retina che ho realizzato nel video dei 30.000 iscritti per provare la colla e che dovrà essere la retina dal quale poi sale il fumo. Adesso la coloro e la coloro utilizzando qua dell'acrilico color oro mischiato però con del nero, in modo appunto da renderlo bello scuro, e poi dopo magari gli faremo qualche colpo di luce. Bene, si è asciugato tutto e vedete che colore ha assunto. Il gesso quando si asciuga appunto tende a schiarire. Adesso altro passaggio dove andremo un po' a differenziare i nostri mattoni. Questa volta lo faremo a pennello più asciutto con degli acrilici, facendo in modo che non rimanga molto colore, lasciando sempre le tinte sfumate eccetera, però appunto per fare in modo che questo mattone sembri diverso da questo e così. Quindi adesso altro giro, altro colore e vi faccio vedere. Abbiamo differenziato qua i mattoni. Adesso vado a realizzare qua il buco per questa griglia. Da questa griglia che metteremo centrale dovrà uscire poi il fumo, e quindi vado a bucare il pannello di polistirene cercando di essere bello preciso, perché ovviamente non voglio rovinare quello che ho fatto. Questo è fatto tutto, questo mattone qua. Perfetto, mi sembra che vada bene. Adesso, senza stare a impazzire, do del colore scuro dentro qua, perché non voglio assolutamente che si veda del giallo del polistirene una volta che poi sarà finito. Bene, abbiamo realizzato qua il nostro buchetto per far uscire il fumo.
Il fumo lo faremo con il generatore di fumo della frisa. Allora il video dove installeremo tutti gli effetti sarà poi un video successivo dedicato con anche le luci eccetera. Intanto questo qui appunto è il generatore di fumo, che appunto questo è il serbatoio e questa è la parte che mette poi il fumo. E vedete che è leggermente più alto di quello che è lo spazio che ho, ma direi che possiamo andare un attimo. Ecco fatto, l'abbiamo abbassato un po' e adesso vedete è quello che basta più basso per essere inserito lì sotto. Per essere inserito lì sotto però bisogna creargli anche lo spazio, nel senso che bisogna scavare qua il pannello che sarà dietro in modo da creare lo smanco dove si va poi a inserire. Quindi lo possiamo già realizzare prendendo le sue misure. Uno smanco fatto in questa maniera dovrebbe essere poi comodo anche per fare della manutenzione. Già che ci sono, coloro di scuro anche questo beccuccio, perché così dopo non si vedrà una volta che sarà là sotto. Ok, passiamo quindi a un passaggio fondamentale secondo me quando vogliamo rendere l'effetto roccia, è dare la mano a pennello asciutto. Per dare le mani a pennello asciutto userò dei colori acrilici, ma si può usare anche una tempera, deve essere un colore che però non sia del tutto coprente e bisogna darne degli strati molto molto leggeri e appunto a pennello asciutto, quindi scaricando molto colore dalle setole prima di passarlo sopra. Adesso vedo di farvi vedere. Prendiamo per esempio questo e questo colore qua, per dire, che è un color panna tendente delle due al verde. Con molto poco colore sulle setole lo si passa così in maniera leggera sopra. Questo qui invece è un pochino più marroncino, ma va bene anche lui. Passiamo il colore chiaro, in questo caso bianco, sempre a pennello asciutto, vedete così, qua anche su questo pezzo qui e poi su tutti i mattoni intorno al nostro pavimento. Mi raccomando, poco colore dato a pennello asciutto, così. Bene, sono abbastanza soddisfatto qua delle colorazioni che ho ottenuto. Adesso ho deciso che concluderò questo video con l'assemblaggio a grandi linee di tutto il pezzo. Per assemblare userò la colla a caldo e poi, se serve, magari anche degli stecchini per comporre tutti i pezzi. Ricordiamoci che tutto lo governa un po' questa vaschetta che andrà al centro. Non fisserò per il momento il pezzo alla base, quindi adesso faccio un po' di sgombero e poi vado a provare a incollare le parti.
Bene, ho finito di montare qua tutto il nostro pezzo, quello che abbiamo realizzato fino adesso. Non ho ancora fissato in realtà qua i tetti perché ho idea che è più comodo lavorarci senza, che sono un po' pesanti. C'è ancora qua, vedete, questo quadro, questo mosaico, che però è temporaneo, nel senso che devo cambiarlo, ne metterò uno più simile alla signora con l'anfora e poi devo stuccare ancora qua sotto. Nel complesso sono abbastanza soddisfatto. Questa è la nostra cornice che viene ancora via perché la vaschetta per svuotarla è poi da estrarre. Quando sarò soddisfatto del tutto attaccherò il pezzo qua alla base, però per il momento ci devo ancora lavorare. Devo installare la parte delle luci, dell'elettronica, cioè nel senso devo installare le luci, quelle ambientali che andranno qui, le luci subacquee che andranno dentro e l'effetto fumo, in più qua i due bracieri. Quindi di lavoro ce n'è ancora da fare, ma per questo video, che è la terza parte, è tutto. Spero che sia tutto chiaro qua le fasi di coloratura e stuccamento. Se non dovesse essere, mi raccomando, commentate qua sotto che provo di correggere il tiro nel prossimo video. Niente, va bene. Allora dai, ci vediamo nella prossima idea creativa o col proseguo di questo lavorone che sto realizzando. Ciao!